Telespettatori Telefriuli, qui al punto, ospite il sindaco di Pozzuolo e Friuli, Denis Lodolo. Benvenuto, sindaco. Ciao, buonasera. Caro Denis, allora parliamo subito del bilancio comunale, perché mi pare che avete già messo a punto tutte le cose e magari ci dice anche se le tasse sono rimaste invariate o meno, perché questo è un punto, diciamo così, nevralgico e sensibile, no? per i cittadini. Sì. Il discorso delle tasse c'è molta sensibilità, quindi noi non abbiamo assolutamente aumentato le tasse. Nel momento del lockdown abbiamo cercato di aiutare un po' le attività perché non ce la facevano, soprattutto abbiamo usato un po' di avanzo per dargli un minimo di ristoro. Adesso certamente non aumentiamo le tasse, cercheremo di aiutare ancora un po' le attività e il bilancio è abbastanza quadrato e pronto. Avremo parecchio avanzo perché l'anno scorso non siamo riusciti a realizzare alcune opere e quindi le rimetteremo in giro quest'anno. Bene, e quest'anno magari c'è anche il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa, che tanto ha un... Abbiamo fatto diversi progetti, diverse proposte, abbiamo soprattutto la Piazza Iulia che vogliamo sistemare, dobbiamo completare anche perché il finanziamento che abbiamo di 800.000 euro per la Expo la 30 ottobre non saranno sufficienti, quindi abbiamo chiesto un'integrazione, abbiamo un'ala del municipio che diciamo, è malmessa e dobbiamo per forza da rifare completamente, quindi diciamo, abbiamo questi interventi qua fondamentali. Poi lavoreremo un po' anche sulle piazze, in particolare Carpeneto e qualcosa a Terenzano, sui marciapiedi, sull'area urbano, sull'asfaltatura e soliti. Ecco, mi pare che per esempio sulla viabilità, la scorsa volta ci siamo sentiti sulla questa famosa pista ciclabile che comunque è una cosa importante, no? Oltre al resto. Il biciplan è una cosa, stiamo facendo abbiamo 3 interventi a livello di pianificazione. Abbiamo il biciplan per il piano delle viabilità in bici, abbiamo il piano regolatore che l'abbiamo adottato ecco, il ci sono mese scorso. Nuovi insediamenti? Sì, abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze dei cittadini per cercare di far muovere qualche... Perché Pozzuolo ormai sta diventando un po' no? appetibile, poi, perché vicino a Udine. Quindi... Sì, poi abbiamo l'altra che ci teniamo, il piano del traffico che stiamo lavorando per... Questo piano di mobilità sostenibile ormai si chiama. Esatto, mobilità sostenibile che in modo da evitare un po' la velocità sui centri, sulle strade di missione e avere insomma una viabilità più tranquilla. Insomma. Poi l'altro tema è la ipovia che praticamente adesso andrà avanti, adesso siamo agli espropri, è stata già messa nel piano regolatore, approvata. Adesso partiremo con gli espropri e poi la progettazione e la realizzazione, ecco, che spero venga già, diciamo quest'anno venga appaltata. Insomma. Tutta questa viabilità comporta anche una certa vigilanza, no? Quindi sì. i vigili urbani... Lì siamo contenti del gruppo che si è creato fra Pozzuolo e Campoformido, abbiamo un corpo dei vigili con un comandante che stanno lavorando molto bene, cercheremo ancora di implementare nuovi agenti e insomma stiamo praticamente lavorando bene. Abbiamo anche lavorato sul discorso delle telecamere, del posizionamento per la sicurezza. Abbiamo posto abbiamo fatto un piano veramente completo dove riusciamo sostanzialmente a tracciare, ad aiutare insomma, sia i vigili sia i carabinieri che ci chiedono tante volte filmati. Sì, e poi c'è sempre il problema della pianta organica e dei segretari comunali, no? Perché i segretari comunali, io sento anche i colleghi tuoi che insomma sono un po', non dico allarmati, qualche volta anche arrabbiati perché dicono qua non usciamo da questa situazione, perché se ne sono poche, bisogna andare anche a contrattare, capire. Noi abbiamo sofferto di questa situazione dei segretari comunali fino ad ottobre, quando siamo riusciti a
trovare il dottor Bortolan che che è venuto in convenzione con un altro comune, più altri comuni, Sì, perché quindi dovete ovviamente anche fare dei calendari per farlo, no? che ce n'è addirittura 5-6 comuni, abbiamo aiutato anche Campoformido che non aveva, insomma c'è stata molta difficoltà sui segretari, speriamo che la Regione o lo Stato ci diano dei segretari, perché non può esserci, quando chiedevo a fare dei segretari lì all'associazione, praticamente c'erano 40, poco più, in tutta la regione, con 215 comuni. Sì, è una È una roba incredibile, quindi lì c'è una mancanza di programmazione notevole. E quindi anche con il personale E qualcuno quindi c'è dovrà fare... difficoltà, sì, perché il segretario è fondamentale, perché per fare le giunte, i consigli e tutto, insomma. Anche perché dovete calendarizzare, no? Perché più comuni, tutto, no? Sono problemi. Ecco, poi la questione anche delle associazioni dovranno riprendere piano piano la loro attività. Sì, quest'anno abbiamo avuto già degli incontri, riprenderanno un po' tutte le attività, sia a Pozzolandia. È basilare per Anche per la tutti vivibilità. i giovani, per tutta la vivibilità del paese, soprattutto tornerà la sagra dello struzzo, tornerà un po' tutta l'attività. In che periodo? La sagra è sempre fine luglio, a cavallo fra fine luglio e prima settimana di agosto. Insomma, Che è un punto ormai diciamo così, che aspettano tutti nella zona, no? È stata una novità all'inizio e poi invece no? Ed è collata. Poi sarà il tema adesso con la guerra in Ucraina, qualche profugo arriverà sicuramente. Abbiamo già il centro Balducci che si è dichiarato disponibile, vedremo anche noi in qualche modo di agevolare questa situazione. Io spero che però non continuino, perché adesso è una cosa assurda, una guerra in Europa, insomma. Penso che bene o male adesso in qualche giorno dovranno trovare una soluzione, perché insomma c'è un po' anche dal punto di vista psicologico, noi non siamo pronti, no? E quindi oltre dal punto di vista economico, che sarà un disastro, ma comunque sia. Ecco, torniamo un momentino alla questione dei segretari comunali. Il Lanci si muove in qualche modo, perché l'Anci dovrebbe essere un po' il sindacato dei sindaci, no? Lì non c'è stato grande movimento in questi termini. Però lì è lo Stato alla fine che deve fare pressione, concorsi. per esempio, sul nostro dinamico presidente della giunta regionale, che poi è il coordinatore penso che delle regioni italiane, sia la cosa migliore, perché altrimenti tanti comuni non riescono a fare tutte le... Sì, ecco, i rapporti con gli altri comuni, con Campoformio abbiamo detto avete una convenzione, più convenzioni. Un rapporto Quindi... con Campoformio, abbiamo più convenzioni, poi abbiamo ovviamente con Udine la cintura di Udine per l'ambito. Con Udine insomma è un punto di riferimento importante. Per l'ambito territoriale, per la sanità, insomma, per tutta l'assistenza. E poi abbiamo diversi rapporti con Mortegliano, con altri. Sì, ma poi volevo capire, dal punto di vista degli incontri, avete degli incontri periodici oppure solo quando c'è il problema? No, ci sono gli incontri periodici e poi ci sono le cose che vediamo insieme regolarmente, ogni mese minimo, insomma. Ecco, la giunta che hai ti dà una mano? Sì, la giunta ha delle persone... che ci parla sempre dei sindaci, molto preparate, persone molto preparate che lavorano tantissimo. Ho 4 persone, sono veramente soddisfatto del loro lavoro e mi danno un supporto notevole, perché insomma sono tante cose da fare, tante incombenze. I consigli comunali li fate in presenza già? Oppure... Sì, abbiamo già abbiamo fatto sia a dicembre che adesso abbiamo fatto in presenza, perché diciamo, adesso ormai la pandemia sta scemando, abbiamo pochissimi casi ormai rimasti. Ma non c'è più questa verve dialettica che c'era ai tempi che furono, no? Mi pare una roba molto più pragmatica, molto più i consigli sono, diciamo, si lavora molto bene, anche le opposizioni ci supportano, ci danno consigli e soprattutto
sì, ho votato quasi sempre a favore su tutto. Insomma, sì, insomma i temi sono quelli. Insomma, non è che sì, ormai si cerca non di c'è andare più. avanti collaborando, insomma, non con... Ecco, un tema che sta a cuore al sindaco di Pozzuolo, un tema, potrebbe essere un'opera pubblica oppure... l'opera pubblica principale è la piazza di Pozzuolo, poi adesso stiamo lavorando anche per le rotonde con la Regione, abbiamo sottoscritto sì, oltre all'accordo che c'è per la tangenziale, nell'ambito di quello almeno vorremmo subito avere le 2 rotonde principali, Ecco. quella di entrata nel paese su Via della Cavalleria e quella delle scuole, e lì abbiamo ottenuto insomma, che la FVG Strade ce le progetta e ce le cantiera già entro l'anno. Ecco, quindi già un sollievo per la potremmo viabilità, avere no? sì, un minimo di miglioramento. Per la tangenziale sud, perché ormai sta diventando, non dico una telenovela, ma proprio veramente un vero... La tangenziale come siamo lì? La tangenziale sud a Roma, no? al via, si stanno facendo il via a Roma e quindi i tempi entro quest'estate dovrebbero darci l'ok, penso di sì. Per cominciare i lavori a fine anno? Poi c'è la fase di progettazione e dopo la progettazione inizieranno i lavori. Quindi praticamente quando tu finirai il mandato cominceranno... Forse taglierai Ma magari. Vedremo, comunque l'obiettivo è quello, insomma. Ecco, la Regione comunque è convinta, no. Ormai ha dato l'ok, no? La Regione sì, è molto convinta, anche sul discorso dei costi che saranno lievitati in questo momento, ha detto che non ci sono problemi. Ormai va alle stelle, per cui è chiaro, no? Che aumenterà lo stanziamento. Ecco bene, allora mi pare che hai dato uno scandaglio un po' a 360 gradi e l'opera che ti sta a cuore è proprio la viabilità, perché vedo anche dai progetti che avete, dalle piste ciclabili al piano di mobilità, eccetera, avete messo proprio molta carne al fuoco sulla viabilità, anche sull'ambiente, no? Mi pare anche l'ambiente... Ecco, l'ambiente devo dire 2 cose importantissime. Cioè, abbiamo un gruppo di persone volenterose che sta facendo un lavoro di raccolta dei rifiuti abbandonati e noi adesso faremo anche i sabati ecologici. Pulizia del territorio. Per tenerlo pulito, perché purtroppo abbiamo tanta gente maleducata, ma non è neanche nel nostro territorio, probabilmente vengono da fuori, anche no? da fuori. Come un po' tutti i comuni c'è questo lamentare, perché insomma mi pare che anche la vigilanza può fare quello che può fare. Insomma, speriamo che la gente cerchi di capire che il territorio è di tutti, non solo, no? Quindi di aver cura del territorio. Bene, allora grazie a Dennis Dodolo, grazie sindaco a te, di Pozzuolo e Enzo, Friuli, benvenuto qui a Telefriuli al Punto, naturalmente sempre ospite gradito. Buona giornata. Bene, allora noi ci vediamo alla prossima puntata con un altro sindaco e naturalmente altre storie. Alla prossima. Bene.